Qui abbiamo una salita al Muro di Casalpoggio che è scoperta nell'anno 2009 da gare internazionali locali a livello giovanile che sono San Vendemiano e sono Solighetto, hanno dato subito una grande risposta da tutto il territorio per quello che voleva dire la promozione del territorio. Da qui ne è nata un'idea di valorizzare sempre di più questa salita attraverso quelle che sono gare nazionali, quindi con più passaggi del Giro d'Italia, siamo passati per ben 4 volte e una quinta volta è stato incrociato nella parte superiore, sono passati 2 volte il Giro femminile, è passato un campionato italiano nel 2010, quest'anno l'arrivo del Giro d'Italia Under 23 con un cronometro in real time, la prima volta dicono al mondo, e che ha dato un grandissimo lustro al nostro territorio. Grazie a questi muri oggi un'identità vera c'è un'identità di un muro che è una salita, un simbolo di un territorio. Questo è un simbolo di un territorio, lo definiscono la salita delle colline del Prosecco, siamo a San Pietro di Feleto nel cuore delle colline del Prosecco, a Gerasberger siamo nel cuore delle Fiandre dove passa il Giro delle Fiandre, sul muro di Bretagna è già transitato 2 volte il Tour de France, tutti elementi importanti che fanno sì che il cicloturismo legato all'enogastronomia ma soprattutto a un territorio ricco di tanti valori storici e culturali vengano valorizzati. Ecco l'idea di creare un circuito a livello europeo che possa unire delle realtà che abbiano dei contenuti molto importanti e attraverso queste creare una rete che oggi è solo forse sulla carta, solo a base di firme e quant'altro, ma oggi grazie a questa unione possa diventare a livello europeo una cosa che faccia un po' da traino per molte altre idee che possono creare delle reti quindi con interessi legati al nostro territorio. Pensare a una tappa del Giro d'Italia che si concluda proprio qui al Muro di Casalpoggio è utopia? Diciamo che è difficile, però le cose difficili ci stimolano e il mio sogno sarebbe proprio quello, avrei un'idea per valorizzare questa cosa al massimo, l'arrivo sicuramente in cima al muro sarebbe difficile, però a San Pietro di Feleto si può fare. I ben informati dicono che su questo progetto, andato a buon fine, ci sia il suo zampino. Ma ecco, con grande piacere, non lo nego che ho messo tante delle mie conoscenze, del mio entusiasmo per portare avanti questo progetto. L'idea è partita da quel vulcano che è Alberto e poi io l'ho sposata immediatamente vedendo anche dei possibili ed importanti sviluppi nell'iniziativa. Ho approfittato delle mie conoscenze a livello europeo e proprio attraverso queste, prima attraverso un collega che abita proprio a Gerasbergen, cioè dove c'è il muro di Grammont, abbiamo detto così proprio decisamente in maniera molto semplice, molto spontanea, perché non facciamo questo? E lui ha detto ok, ha parlato con il suo sindaco e nel giro di un anno siamo arrivati alla prima bozza di firma. Per quel che riguarda il muro di Bretagna, anche lì avevo un collega, gli ho detto ascolta, puoi intervenire presso il tuo sindaco per vedere se la cosa è possibile, lui lo ha fatto e la settimana scorsa siamo arrivati all'obiettivo anche lì.